mondiale della libertà di stampa, tweet del Papa: in questa crisi serve un giornalismo libero, al servizio di tutti e impegnato nella ricerca della verità. Flavia Lorenzoni. 11 giornalisti uccisi dall'inizio dell'anno nel mondo, sui fronti caldi delle guerre o scomodi per la criminalità. Nella giornata mondiale della libertà di stampa, maratona social lanciata da Articolo 21, Federazione Nazionale della Stampa e Associazione Leali delle Notizie. Il ricordo di chi è stato ucciso come Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak, Jamal Khashoggi e ancora indietro nel tempo Walter Tobagi, Giancarlo Siani, per citare 2 dei 30 colleghi italiani assassinati dal 1960. Oggi sono ancora 20 quelli sotto scorta. La libertà di informazione è qualcosa che non riguarda solo i giornalisti, riguarda soprattutto i cittadini. Quando si colpisce un cronista si vuole impedire al cittadino di essere informato sulle oscurità, sul malaffare, e non è un caso che ancora oggi siano centinaia e centinaia di giornalisti in galera. In Ungheria, 3 settimane fa, il presidente Orban, in piena emergenza coronavirus, ha avvocato a sé i pieni poteri. In quel paese, democrazia in pericolo, dice il segretario della Federazione Internazionale dei Giornalisti. Tutelare chi è in prima linea, scrive Andrea Martella, sottosegretario all'editoria. Il sacrificio dei